Nominate dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità nel 2009, le Dolomiti sono ritenute da molti le montagne più belle del mondo. Vere e proprie ricchezze della nostra regione, dal punto di vista paesaggistico, ma non solo. In questo luogo albergano secoli di storia dei popoli che ci hanno preceduto, la loro cultura, la religione, che impressi nella roccia sono sopravvissuti fino ai nostri giorni. Il Cammino delle Dolomiti è un itinerario studiato proprio per racchiudere in un unico percorso tutte le meraviglie della zona e per permettere ai viandanti di conoscerle mentre ci si immerge in un viaggio nella natura. Punto di partenza, che è anche arrivo, la Basilica dei Martiri Vittore e Corona a Feltre. È un cammino strutturato in 30 tappe, lungo più di 500 chilometri, ideato per una decina d'anni fa per riunire in un unico anello i luoghi più significativi per fede, arte e cultura e natura della provincia di Belluno. È un cammino che è stato pensato per itinerari non complicati e quindi che non richiedono attitudini alpinistiche, ma solo la volontà di camminare, il piacere di camminare. Chi l'ha fatto in passato ci ha impiegato circa una ventina di giorni perché alcune tappe le ha fatte combinate assieme. Quindi questo più o meno il tempo necessario. Però il cammino, essendo anche molto lungo, può essere sfruttato e percorso anche solo per singoli tratti. Esiste una rete dell'ospitalità costituita da oltre 150 operatori che potranno dare adeguata assistenza ai percorritori del Cammino delle Dolomiti. Oltre agli uffici turistici esistono poi degli strumenti come appunto la guida del cammino, la cartina tabacco e il tracciato GPS che si può scaricare dal sito del cammino, che è camminodelledolomiti.it. Ogni anno la diocesi organizza il viaggio all'insegna della spiritualità e della religiosità. Lungo il cammino sono previsti infatti diversi esercizi spirituali itineranti, ma l'esperienza non si limita soltanto alla fede. Io credo che la cosa bella è che mette assieme varie dimensioni del nostro essere, quindi c'è il camminare, quindi anche la fisicità, il corpo, c'è comunque la cultura, perché noi attraversiamo i luoghi della provincia caratteristici con tutte le loro ricchezze storiche, artistiche. E poi viviamo appunto di questo rapporto, di questa relazione che nasce con le persone che camminano con noi. Un'esperienza profonda ed intensa, condivisa e valorizzata ulteriormente dai compagni di viaggio e dai legami che si instaurano con essi. Proprio grazie al Cammino delle Dolomiti, Lina e Francesco, oggi felicemente sposati, si sono conosciuti circa 10 anni fa. Alla fine del percorso ai viaggiatori viene anche consegnato un ricordo, una pigna di larice, simbolo del Cammino delle Dolomiti.